La crisi idrica nel territorio dei comuni di Agrigento sarà al centro della riunione della cabina di regia per l'emergenza idrica convocata con urgenza per oggi a Palazzo d'Orleans dal presidente della regione Schifani. In particolare la struttura sarà chiamata a esaminare la situazione attuale nella nostra provincia, valutare le azioni compiute finora e programmare gli ulteriori interventi per mitigare l'emergenza in uno dei territori siciliani più colpiti dalla siccità. Dei primi 20 milioni di euro già stanziati dal Governo nazionale, la Regione ha destinato ad Agrigento circa 6 milioni per pozzi e condutture. La riunione sarà presieduta dal Presidente Schifani nella qualità di commissario per l'emergenza idrica. Saranno presenti anche l'assessore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, l'agrigentino Roberto Di Mauro, il capo della protezione civile siciliana Salvatore Cocina, a cui è affidato il coordinamento degli interventi della cabina di regia. Sono stati invitati alla riunione dal presidente Schifani anche il prefetto, il sindaco di Agrigento, i rappresentanti dei Lati di Agrigento, di Sicile Acque, dell'azienda idrica dei comuni agrigentini, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, del segretario generale dell'autorità di bacino e il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura.